Questa è la grande squadra del mondo dell'ortofrutta veneto, amici di Verde a Nord-Est. Allora, qui in questo momento si è celebrato un'occasione importante, un riconoscimento dato da Oppo Veneto e da Coop Credit a Bancadria. Io sono in compagnia di Antonio Biasioli, che è il direttore generale di Bancadria. Allora, questo premio è stato conferito a Bancadria per il sostegno dato al mondo ortofrutticolo, al mondo, insomma, al comparto del primario in Veneto. Sì, no, innanzitutto ringrazio ovviamente per il riconoscimento, mi sembra che sia d'obbligo, ma noi come Bancadria ricordo che pur chiamandosi credito cooperativo, ma una volta si chiamava Cassa Rurale ed Artigiana, quindi già nel nome rurale c'è tutto, no, l'interesse che abbiamo in questo mondo dell'agricoltura e in modo particolare in questi ultimi anni, da quando grosso modo abbiamo preso la banca di Lusia che è un posto, una realtà estremamente importante per quanto riguarda l'ortofrutticolo e tutto questo settore qua. Grazie, complimenti. Allora, Roberto Ponte, direttore generale appunto di Coop Credit, insomma un segno importante. Un segno importante perché una banca del territorio non solo ha mostrato sensibilità, ma abbiamo avuto una grande opportunità, quella di poter attivare per la prima volta la garanzia di Stato, la garanzia ESMEA, anche a favore degli agricoltori di tutta l'area del Polesine. E questo grazie alla sensibilità della direzione generale, del direttore Biasioli, che ha dimostrato di voler veramente scendere in campo, visto che parliamo di agricoltura, con la sua banca a favore dello sviluppo del comprensorio. Grazie direttore, mi sposto qui in mezzo vicino al direttore di Oppo Veneto. Beh, questo davvero dà il senso, direttore, di come l'unione, l'unità, la filiera, l'unione fa la forza. Sì, è importantissimo anche questo aspetto finanziario perché nello sviluppo che abbiamo in mente abbiamo bisogno di partner importanti che ci agevolino il percorso, da parte loro hanno bisogno di una filiera presidiata, di una presenza sul mercato, per cui insieme facciamo una bella squadra. Io ringrazio il direttore di Oppo Veneto, ringrazio anche il presidente, il direttore, grazie a tutti i miei ospiti, amici, e qui dal grande spazio espositivo di Oppo Veneto è tutto, ridiamo la linea allo studio.